Con la deposizione delle corone commemorative si è aperta la toccante cerimonia di Cimagrappa al Sacrario Militare, luogo simbolo della memoria della Grande Guerra. Qui riposano 23.000 caduti degli eserciti che combatterono sul massiccio tra il 1917 e il 1918, testimonianza di un passato quanto mai attuale, fatto di morte, dolore, lacrime, un'eredità spesso dimenticata di fronte alle tante guerre nel mondo. Quello che va fatto è cercare di raccogliere questo grido, raccogliere l'eco nei giorni che verranno, fare in modo che le diplomazie raggiungano un obiettivo che sembra vicino, che ci auguriamo non sia un effetto ottico. È il senso del sacrificio di 23.000 uomini, donne che ancora parlano e noi parliamo per loro. Pace è la parola che ha riecheggiato tra queste montagne. Queste occasioni rappresentano occasioni di memoria, ma anche di trasmissione di valori, soprattutto per i giovani, per chi ovviamente deve crescere coltivando il valore della pace. Durante la cerimonia presenti istituzioni italiane e austriache unite nel ricordo di chi ha perso la vita per la propria patria. Questo, ha detto il presidente del Veneto Stefani, dimostra che la memoria, quando è condivisa, non divide ma unisce, trasformando il ricordo del dolore in un patrimonio comune di dialogo, rispetto e riconciliazione di cui il Veneto è orgoglioso custode. Questa commemorazione non può che guardare anche alla realtà di tutti i giorni, ai conflitti internazionali in atto, alla necessità di pace, alla necessità di conoscere la propria storia, perché solo la storia può trasformare un sacrificio in una responsabilità che noi abbiamo nei confronti del mondo. Dal Monte Grappa, riserva di biosfera, un duplice messaggio rilanciato dalla sindaca Rampin per la pace tra i popoli, ma anche la pace tra uomo e ambiente minacciato dai cambiamenti climatici. È fondamentale coinvolgere sempre più i giovani, fare in modo che il Sacrario sia una palestra di vita, non solo per i valori appunto che ci insegnano i caduti, ma anche e soprattutto per tutti quei valori di sostenibilità che è fondamentale che partono da qui.